Il maestro è contento di questa serata? Sì, sono molto contento, devo dire, ho sentito l'orchestra, i solisti, sia cantanti sia Andrea, veramente in forma. Abbiamo lavorato parecchio in questa ultima settimana e il risultato, devo dire, sono contento, anche il service ci ha aiutato molto, la piazza, il pubblico è sempre stato è meraviglioso come sempre, perciò ringrazio veramente tutti, l'amministrazione comunale del sostegno dato, anche questo nuovo palco, devo dire che è interessante, è spazioso e ci si suona bene. Tra l'altro credo che anche il programma e il repertorio è stato molto vario e molto pezzi famosi, perciò la gente è stata trascinata dalle note che erano amiche. Sì, devo dire che io a volte, io e i miei amici musicisti magari abbiamo un pochino la tendenza a scegliere cose magari meno conosciute a volte, ma ho mia moglie che mi riporta subito nel binario giusto e in fase di programmazione, e poi devo dire che spesso ha ragione, perché comunque in piazza non siamo in teatro, per quanto ci siano tanti intenditori, e insomma la piazza vuole anche un pochino di brani conosciuti ovviamente. Com'è andata su questo palco chiavarese? È stata una grande emozione cantare qui a Chiavari, diciamo una città a cui sono molto legato perché la mia insegnante Maria Trabucco è di Chiavari, e poi è stato un piacere cantare con questa voce meravigliosa, una ragazza speciale, molto gentile, oltre a una grande artista, e con grandi artisti e musicisti come il maestro, e insomma una grande orchestra, una bella serata, bella serata. Una ragazza speciale. Sì, certo, perché no? Ci siamo divertiti un sacco, grazie di essere venuti, siamo molto felici di essere qua. Sì. Grazie a te, grande tenore, speriamo di cantare insieme. Davvero. Com'è andata a cantare insieme? Bene, diciamo, grazie, tutto bene, siamo contenti. Sì. Abbiamo sentito anche il brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi. Sì, un pezzo famosissimo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, alla Cina, all'Italia, ovunque. Il brindisi, Verdi, viva Verdi! Le canzoni un pochino più tradizionali e famose si sentono sempre volentieri. Certo, certamente, sì. E anche per voi cantarle? Mi piace cantare le canzoni italiane, sì, molto bello. Napoletani anche, sì, sì. Ho cantato tante canzoni. Ci voleva, sì, Sole mio come finale, o torna su Riento alla Pavarotti in Friend. Prossimo anno? Prossimo anno, volentieri. Sì, sì. E invece il violinista, cosa diciamo del violinista? È stato un bravissimo davvero, stra bravo, complimenti davvero, siamo contenti davvero, grazie, grazie. Sì, fantastico. Sì.
Invece qua abbiamo Paganini. No, Paganini è troppo onore. Per noi è stata una bella idea proporre la musica di Niccolò Paganini perché è un grande ligure, un grande genovese legato al nostro territorio, indiscutibilmente il più grande violinista di tutti i tempi. A noi piace valorizzarlo, suonare la sua musica che è sempre molto impegnativa perché lui amava mettere in difficoltà tutti gli altri violinisti che all'epoca consideravano le sue partiture insuonabili e ineseguibili, però è stata un'idea vincente perché abbiamo visto che è stato un bellissimo successo proporre la musica di Paganini in questa serata per la prima volta ed è stata un'idea vincente. Anche con Franco Gardelle maestro, insomma, c'è sintonia. Certo, siamo amici da tanti anni, suoniamo insieme molto spesso, abbiamo fatto delle tournée anche all'estero insieme, quindi insomma abbiamo un'amicizia e una intesa sicuramente non comune. Ecco, il coro anche va pensiero. Sì, anche Va Pensiero dal Nabucco è un pezzo meraviglioso, conosciutissimo. Faccio i complimenti anche al coro, diretti da un grande tenore, poi qua ligure. Veramente sono felice della serata che mi hanno invitato, anche grazie a lei che mi ha chiamato e che crede in me, che è una cosa molto bella. Ringrazio tutti. Ha imparato, è venuto a scuola da Maria Trabucco? Sì, mi sono diplomato al Conservatorio Paganini 10 anni fa e poi ho continuato lo studio anche nella carriera. Ho debuttato Tosca, Atlanta, San Francisco, ho fatto ruoli impegnativi Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Teatro Reggio, insomma, ma c'è sempre da studiare, da migliorare. Invece per lei? Sì, mi sono laureata a Kiev in Ucraina, sono ucraina. E anche qua sto studiando in conservatorio di Genova, finisco, spero. Sì, sono felice di vivere qua in Italia perché c'è la gente molto aperta, mi piace molto, sono molto felice, davvero. E quando nasce questa passione per il canto? Da piccola, sempre cantavo, da piccola, mi insegnava la mia nonna, molto brava, una persona molto brava che cantava sempre, mi ha insegnato lei, sì. E per me diciamo è una passione che è stata trasmessa da mia mamma che aveva un negozio di fiori, che abbiamo ancora questo negozio di fiori, e mentre andavo in chiesa a fare le composizioni per i matrimoni con lei mi mise a suonare l'organo e di lì Don Ricciardi del mio paese mi disse studia un po' la musica e di lì ho cominciato a appassionarmi per il pianoforte e poi per il canto all'età di 14 anni, l'opera. Sì. Diciamo non sono figlio d'arte ma in casa mia a tutti piace la musica, ma l'opera diciamo l'ho scoperta, una passione personale. Bene, allora una parola quando iniziamo a suonare il violino. Io ho iniziato presto, in realtà ho iniziato a 7 anni come pianista, 9 anni come violinista, per continuare poi gli studi al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, poi ho studiato anche con dei grandi maestri che mi piace ricordare come Ruggero Ricci, Damiano Cottalasso, Bersenowski e adesso mi piace comunque insegnare, mi piacerebbe anche insegnare al Conservatorio Paganini ma non mi hanno mai chiamato. Chissà, c'è sempre tempo. Ma speriamo.
Presidente, una grande serata. Serata che abbiamo cercato di preparare al meglio, la collaborazione è stata di tutti i soci e in particolare del comitato eventi, della commissione eventi. È un modo di far vedere e conoscere a tutto il Tigullio, ma direi a tutta l'Italia, il nostro circolo, con l'invito che ci vengano a trovare in tanti. È difficile raccontare la storia dei 90 anni, ma questa sera insomma qualche cosina è uscito con la rappresentanza della regione, chiaramente il sindaco, poi tutta la premiazione degli sportivi. Avete dato un'idea di cosa succede durante l'anno qua al Golf Rapallo? È una storia per noi decisamente affascinante, molto lunga, sono 90 anni che in effetti sono passate le personalità più importanti in questo circolo. La situazione sta cambiando decisamente rapidamente e noi dobbiamo essere sempre attenti e precisi di adeguarci, perché i tempi oggi non sono quelli di 50 anni fa, 60 anni fa, ma l'impegno c'è, abbiamo, come dicevo prima, dei dipendenti che sono senz'altro molto all'altezza, per cui non abbiamo il timore di non essere pronti agli eventi futuri. Diceva il rappresentante della regione, sì, territorio della regione, ma ci vuole unità di intenti tra regione, comune e voi. Indubbio, la nostra speranza è proprio questa. Col comune c'è un rapporto di immensa stima e di una frequentazione direi abbastanza stretta. Con la regione forse meno, ma ci sono dei personaggi che hanno tutta la nostra ammirazione, Lili Lauro stasera che è qua con noi, ma anche il presidente Totti è persona decisamente attenta e sensibile. Noi abbiamo bisogno di dialogare con loro per cercare di organizzarci e per andare forse a tirare fuori qualche cosa che abbia un respiro diverso da quello di adesso. Per concludere, Presidente, quali auguri suoi personali si sente di fare a questa ormai opera storica sul nostro territorio? Dobbiamo andare avanti, l'ho detto nel mio rapido discorso, oggi è stato fortemente voluto ed è dedicato ai nostri soci. I nostri soci sono la cosa più importante, sono chi ci sostiene e chi dà la possibilità di andare avanti, per cui con tutti i soci che sono in questo momento altri 100 anni. Una serata che ci porta indietro di tanti anni, forse anche per voi è stato un ripassare la storia. Sì, è un'occasione speciale per poter rivivere delle pagine sportive e sociali, stiamo lavorando anche al libro dei 90 anni e questo soprattutto personalmente mi dà la possibilità di conoscere molto meglio una materia che penso di conoscere abbastanza bene dopo tanti anni di permanenza in questo circolo. Sono particolarmente orgoglioso perché è un club che ha fatto tanto dal punto di vista sportivo, stella d'oro al merito sportivo, stella d'argento e al tempo stesso ha fatto molto dal punto di vista sociale, le figure di Guglielmo Marconi, di Ezra Pound, di tanti altri che hanno frequentato il nostro club, perché comunque l'essere immersi nel verde dà la possibilità di comunicare meglio, di riflettere, non è soltanto sport ma è anche appunto un qualche cosa di più. Golf e tennis sono per noi un qualche cosa in questo momento che ci fa ricordare il passato, ma abbiamo fortemente dentro di noi l'obiettivo di migliorarci giornalmente, di guardare al futuro. Questa sera nella premiazione abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi ragazzi e sono contento e orgoglioso che nel settore del tennis ci sia tanto Tigullio presente, Chiavari, Sessi Levante, Lavagna, il che significa che il nostro impianto è sicuramente un impianto che ha un potenziale che va al di là della città di Rapallo che comunque, come ha ben sottolineato il sindaco nell'intervento che ha fatto in premiazione, è parte integrante di questo club, ha il profumo dell'erba di questo club che chiaramente fa parte della nostra cittadina, quindi il legame è fortissimo. Golf e tennis comunque Rapallo, si scrive Golf Rapallo e si legge Golf Tigullio. Ecco, ancora una parola sulla serata. Abbiamo visto che, malgrado c'è stato questo parlare della storia del golf, c'è stata una vivace premiazione, abbiamo visto diversi ragazzi. Sì, è proprio stato un destino positivo, avevamo molti ragazzi che partecipavano alla gara, molti hanno vinto e siamo riusciti a festeggiare 90 anni di storia con il volto di ragazzini under 16 che hanno vinto entrambe le gare sia di golf che di tennis. Questo è il messaggio che ci portiamo da domani in poi nella nostra clubhouse e nella nostra attività, guardare al futuro pensando e soprattutto tenendoci stretto il passato.
Di questi 90 anni Fabrizio Pagliettini quanto ne ha fatti? Allora, sono contento di potervi dire che ci siamo divisi quasi equamente 90 anni fra 3 segretari, cito Russo ma cito soprattutto Paolo Magoni, che per me è stato proprio il padre dal punto di vista lavorativo, mi ha insegnato moltissimo nei 5 anni che abbiamo passato insieme. Io comunque, rispondendo alla tua domanda, sono da domani mattina, tra pochissimo, a mezzanotte, 34 anni precisi. Dunque hai visto una crescita esponenziale del golf? Sì, ho visto un cambiamento epocale, ho visto momenti molto tristi, l'ho citati anche nella premiazione, l'incendio dell'87, le alluvioni, le trombe d'aria, ma ho visto sempre rialzarsi il club grazie ai soci, grazie a questo amore pazzesco per questa clubhouse e per questa vita sociale e soprattutto per lo sport. Fabrizio, facciamo calorosi auguri di buon proseguimento al circolo per questi 90 anni. Sì, assolutamente. Prima di passare il testimone spero di passare ancora qualche anno, anzi sono piacevolmente costretto a passare qualche anno ancora in questo meraviglioso circolo, e comunque l'augurio è proprio questo, di poter rifare magari ogni decennio una festa come questa che ci possa conciliare con l'aspetto sociale e sportivo così importante per noi ma anche per la vita del nostro territorio. Ci prepariamo per i 100. Ci prepariamo per i 100. Telepace ci sarà senz'altro, magari ti darò una mano da volontario in quell'anno lì, chissà mai. Chissà. Questa sera grandi festeggiamenti. Grandi festeggiamenti, fa piacere perché io sono stato presidente dal 2003 al 2007, erano altri tempi, non c'era crisi ed era molto più facile. Oggi Attilio Oriola, l'attuale presidente, ha un compito veramente complicato perché, come si sa, in tutte le amministrazioni, dalle quelle politiche a quelle imprenditoriali, e questo è un'impresa, il circolo golf è un'impresa, quando la crisi ti attanaglia indubbiamente insomma, le cose si fanno dure. Ai nostri tempi diciamo, si poteva veramente più essere felici. Ecco. Però mi sembra anche dalla serata di questa sera c'è molto entusiasmo e voglia di fare, malgrado le difficoltà. Molto entusiasmo e fa piacere perché era un pochino di tempo che non si vedevano delle serate così riuscite come questa, organizzate benissimo dal solito Deus Ex Machina che poi è Fabrizio Pagliettini, il nostro direttore, che è onnipresente, e devo dire gran parte del merito va a lui, bisogna assolutamente insomma, riconoscerglielo. Ecco. Lei dopo la presidenza comunque è sempre molto vicina al golf, è sempre da queste parti. Sì, qui chiamano presidente quelli che sono stati presidenti, perciò fa piacere. Indubbiamente sono stati 5 anni importanti, quelli che io ho vissuto, a dire il vero ero stato rieletto per un altro mandato, ma purtroppo problemi fisici diciamo, mi hanno impedito di sviluppare il secondo mandato e perciò diciamo, mi sono rassegnato ad essere solo un golfista e un socio. Bene, allora per chiudere, quali auguri personali al golf? Gli auguri personali, stasera c'era l'amministratore regionale, cioè Lili Lauro, che è una grande persona, e se avessi potuto intervenire nella premiazione avrei chiesto a Lili Lauro se per cortesia ci diminuisce l'affitto, visto che il campo è di proprietà regionale ed è una cosa importante per noi. Ci può stare. Sarebbe bello. Grazie. È la festa di un circolo che è anche uno dei punti di forza del
turismo di Rapallo, della sua proposta turistica e della sua storia, se mi consentite. 90 anni non sono 2 giorni, è una data molto importante, li festeggia alla grande con un club che ancora oggi è uno dei più prestigiosi, che ha tra i suoi frequentatori alcuni dei bei nomi della storia d'Italia. Io voglio dire una cosa in questa occasione, che è una speranza, e per quanto possibile darò il mio piccolo contributo perché si possano aggiungere a questa straordinaria struttura altre 9 buche. Sono importanti, sarebbero un ulteriore passo in avanti e io sono convinto che questo circolo le merita e riuscirà ad ottenerle. Anche lei partecipa a questa festa dei 90 anni? Sì, assolutamente, è un privilegio questi 90 anni di un circolo che non è soltanto di Rapallo, ma un circolo internazionale che porta turismo, indotto e che deve assolutamente resistere alla vita moderna. Devo dire che entrare in questa famiglia, tutti che si conoscono, che passano tempo insieme, è un valore aggiunto per tutti, tanti sportivi, per di più parlando anche con i coach, mi dicono che portano comunque il nome della Liguria e dell'Italia in giro, quindi bisogna assolutamente esserci e supportarlo. Tra l'altro un golf, il territorio è casa della regione, è proprietà della regione. Sì, è casa della regione, questo green meraviglioso è dei liguri e devo dire che i golfisti lo tengono benissimo e portano tanto non solo a Rapallo, ma come dicevo a tutta l'Italia, perché a livello internazionale è un punto di riferimento e noi dobbiamo cercare di rendere moderno tutto questo. Qua abbiamo 2 tennisti che rappresentano un pezzo di storia del golf. Sì, assolutamente. Poi io, che sono un presuntuoso, ho anche fatto un trofeo che è intitolato a me stesso, il trofeo Manera, che include il bridge, il tennis e il golf ed è annualmente rinnovato da 21 anni. E chi è stato uno dei suggeritori assoluti è Giorgio Costa di fare questo torneo. Allora sentiamo, chissà quante partite ha fatto Giorgio Costa. Beh, abbiamo fatto tante partite, io sono socio dal 79, quindi già prima veniva a giocare a tennis qua. Giocavo a calcio, quando ho smesso per limiti di età ho cominciato col tennis e quindi ti dico dal 79 sono socio in questo circolo spettacoloso, perché è spettacoloso. E quindi abbiamo giocato tanto insieme, giocheremo ancora tanto insieme perché bisogna divertirsi. Quindi, ma chi vince tra voi 2 a tennis? Ma lui è più sciccoso, però io qualche volta gli ho fatto male. Lui è più chic, elegante, ha un bel drive, un bel rovescio, un bel servizio. Qualche volta lo vinco. No, è una bella serata dove vince lo sport, perché se sono 90 anni che siamo qua e tutte queste persone vuol dire che prima di tutto amano lo sport. Lo sport, io ti parlo da panatleta e quindi tutti gli sport. Poi come dice spesso il direttore del circolo, dice non c'è l'arbitro diretto nel golf, no? Uno si arbitra da solo, quindi è il massimo del fair play. Se dura così sempre, se è sempre così sono felice. Bene, allora buon compleanno. Grazie, ma c'è un qualcosa che voglio aggiungere. Questo golf e tennis è veramente spaziale, nel senso che non ha limiti stagionali, non ha limiti di godimento. Oggi ho fatto un giro col car e ho rivisitato tutto quello che è il valore di mare e monti di questo golf e siamo in un luogo impareggiabile. Ok.
Gabriella e Stefano, presenti questa sera da sportivi, tanti anni nello sport, Gabriella ancora in campo, Stefano dietro le quinte, ma una vita passata nello sport. Beh sì, ho iniziato ovviamente a giocare a calcio giovanissimo, ho sempre giocato intorno perché comunque ho iniziato la mia attività commerciale a Rapallo, l'ho iniziata molto giovane, quindi ho sempre relazionato la mia attività sportiva al mio lavoro, però mi sono tolto qualche soddisfazione ed è stato un buon percorso, via. E invece la scherma cosa dice? E io nel 1986 ho aperto il Club Scherma Rapallo, ho fatto la maestra fino allo scorso anno, adesso sono presidente della mia società che fa 34 anni e spero che quando ne festeggio 90 sarà una festa bella come quella di stasera, che è fantastica. Assolutamente sì, e voi col golf? Io sono socio qua del golf di Rapallo e mi fa molto piacere perché questa è un'eccellenza per la città. Tanti forse non conoscono, però è veramente un fiore all'occhiello anche per tanti turisti, per tanta gente che frequentano la città e devo fare i complimenti al Presidente perché l'ha portato a dei livelli veramente eccellenti. Ecco Stefano, prima in effetti ho chiamato Paolo perché siete sia Paolo che Stefano di sportivi, lui per il basket e tu per il calcio, hai giocato anche nella Virtus Entella di oggi, cosa dici? Segui la Virtus Entella in Serie B? Onestamente seguo poco, sinceramente. Mi ricordo invece quegli anni splendidi con Barbieri, quando c'era l'allenatore Ventura, in quegli anni lì sono venuti i toscani, fra i quali anche Spalletti, con cui sono in ottimi rapporti, e devo dire che sono stati anni eccezionali perché era ancora un calcio dove diciamo che facevamo i semiprofessionisti, non eravamo professionisti, eravamo forse più attaccati al territorio, insomma, e finché c'è stato questo spirito credo che anche per Barbieri siano stati anni eccezionali, no? Poi quando si è passato al professionismo negli anni successivi poi si è visto come è andata a finire, no? Fino al fallimento, quindi comunque anni eccezionali. E a Rapallo il calcio? Beh, Rapallo al calcio, io ho giocato a Chiavari, poi ho fatto qualche mese a Spezia e poi in fondo ho fatto gli ultimi anni qua a Rapallo e ovviamente sono molto attaccato, c'è Vignolo che c'è stato praticamente per 50 anni, però Rapallo è una città un po' particolare perché mentre Chiavari è sempre stata molto attaccata alla squadra, c'è sempre stata gente che ha seguito, Rapallo è sempre stata molto distaccata e quindi è sempre stato difficile far calcio a Rapallo. Invece per quanto riguarda la scherma invece c'è una tradizione di tanti anni, dicevi prima 34-35 e tra l'altro anche con dei campioni nati e cresciuti qua a Rapallo. È vero, ero una ragazzina quando l'ho fondata perché ero molto giovane, adesso stanno preparando Tokyo 2020 con Mara Navarria, Benedetta Durando e Bianca del Carretto sicuramente sono stati i nostri fiori all'occhiello, contornati da tanti giovani, Camilla Rivano e tanti altri che sono venuti fuori, insomma una società che si è data da fare, un'eccellenza anche la scherma per Rapallo. Per chiudere Stefano, ma in casa si parla più di scherma o di calcio? Scherma, se gli dai il microfono non te lo dà più indietro. Ma confermi? Non è vero. Ma adesso, scusa, però con la nazionale femminile di calcio secondo me... Anche la nazionale femminile di calcio a noi ci rovina, ragazzi, c'è la scherma da fare prima del calcio femminile, se no è finita. Bene, grazie a Gabriella, Stefano, buon proseguimento sportivo e serata.